Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovate in un nuovo episodio di A Come Puntini Puntini. L'ospite di oggi è Botti Capone. Botti è una cara amica, è un'insegnante di lettere della scuola superiore, ma è anche una scrittrice. Ha scritto un libro circa 2 o 3 anni fa e ne ha in produzione un secondo. Con lei penso che parleremo di insegnamento, ma anche di scrittura. Quindi buona visione, buon ascolto e sigla! Come Puntini Puntini, un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Buongiorno. Bene. E allora dove mi porti? In giro. E dovresti mettere questo. E questo cos'è? Cos'è? Un microfono? Brava, riconosciuto subito. Molti hanno detto è un auricolare o un GPS. Sì, qualcosa di... Perdonami. Qui dovresti metterlo. Questa magari la mettiamo dentro. L'hai messo... Ah, ok. Ti va bene? Sì, poi se ho caldo mi tolgo... No, ti va bene che registriamo? Cioè di solito mi piace ascoltare, però per un amico questo è altro. Perché parli tutto il giorno a scuola. No, all'inizio ero in ansia, ho detto mi deve dire qualcosa di importante che non ha avuto il coraggio di dirmi l'altra sera. No, guarda, non parliamo di me, non ne ho voglia, quindi proprio lasciamo perdere. Però è andata bene, Sì, è andata la sera bene. con gli amici, siamo stati bene. È sempre bella la serata d'amici, voi dovete sapere che noi ci vediamo. Ah, e c'è registrato anche qua. Bene, aspetta che allora mi sistemo. Bene un corno. Bene un corno. Aspetta, aiuto. Ok, che noi, insieme ad altri 2, di cui una, e forse anche l'altro, vabbè, se riesco a fargli un'imboscata, vorrei fare l'unplan, perché questa cosa avevo già coinvolto un'altra persona. Carla? Ehi. No, non ci credo. Te lo giuro, è stata divertentissima. Però non so quando lo manderò in onda. Li mando molto a caso, tiro a sorte e mando in onda perché non c'è una. Non È una sorta di trasmissione. Ah, allora scusa, che cos'è? Infatti, perché non riesco a capire bene. Allora, questa è un libro, devi scrivere un libro? No, ok. Questa è una registrazione, quindi è un podcast audio, ma è anche un video, quindi io lo chiamo vodcast, che è un termine che non lo so quanto sia corretto, non me ne importa nulla, lo sto usando e magari diventa in uso comune. Io ho visto una trasmissione simile. Cosa hai visto? Ho visto però con i VIP. Un'intervista a Loredana Bertè che mi aveva colpito perché sì, era una sorta di viaggio, però quella era proprio una trasmissione che davano tra l'altro anche tardi, quindi... Sì, no, tanti intervistano personaggi famosi perché uno è più interessante sicuramente. Io invece ho pensato, voglio intervistare persone normali, semplici, amici, anche non conosciuti, sconosciuti per me, che magari qualcuno mi presenta. Mi sta succedendo che magari mi capita di incontrare delle persone, per esempio ho incontrato un'amica che ha portato un'altra amica da me in ufficio e gli ho fatto un'imboscata a tutti e 2. E una la conoscevo, l'altra no. Cioè, una la conoscevo un po', l'altra per niente. Quindi è stato interessante conoscere... Molto. Per cui quando conosco qualcuno è chiaro che magari ho qualche elemento in più, ma quando non ne ho per niente è anche molto stimolante. Non è che non lo sia in questo caso, però è più particolare perché non so dove vado a finire. Certo, quindi è un viaggio. Ma non devo parlare una conversazione con gli estranei che non sai dove va a parare. Quindi all'inizio di questa registrazione prima di una sigla c'è un incipit dove io ti ho presentato. Come mi hai presentato? Ballerina? Buongiorno a tutti. No, è vero. Ballerina, no, sto scherzando. No. Sei anche ballerina ma che cosa mo lo dici, mo me ne frega, mo lo dici. Sei ballerina di danza orientale, alla tenera età di 61 anni mi sono lanciata 10 anni fa. No, vabbè, 10 anni fa. Sì, quella è la mia zona, diciamo, prendo il respiro quando vado a danza. Zona di respiro, perché questa frase, zona di comfort, mi ha rotto. No, di respiro. Bello, brava. Da te mi aspetto parole nuove, frasi nuove, espressioni nuove. Anche qualche fesseria, perché ma no, devi dire tutto quello che... Questa situazione mi imbarazza un po', però vabbè, ce la metteremo tutti. Brava, devi dire tutto quello che vuoi,
Vabbè. Ovviamente consapevolmente senza dire parolacce? No, le puoi dire parolacce. Io ho sdoganato le parolacce qua, nel senso che, cioè non tante, non brutte, quelle di uso comune, però siccome voglio che possa essere il contenuto anche visibile ai bambini, perché tu devi sapere, che non lo sai perché non hai mai pubblicato niente su YouTube o Spotify, no. Perché sono i 2 canali in cui vai in onda, che ti dicono ma è un contenuto adatto ai bambini, e quindi io ci penso e dico ma che cavolo sto facendo? No, avevo partecipato a un podcast veramente a scuola, una serie sull'educazione, sì, organizzato da un ragazzo, però eravamo, un ex alunno che poi ha fatto la scuola di cinema a Napoli, è venuto a trovarci, ha organizzato questa carrellata di incontri con dei professionisti. No, era stata carina la cosa, però sempre molto, perché non siamo abituati, sì, un po' in ansia perché non siamo abituati a essere ripresi, insomma. Niente, quindi ho detto chi sei una cara amica, quello è, anzi non ho detto una cosa, che noi eravamo compagnetti di scuola del liceo. Ci conosciamo da quando abbiamo 14 anni praticamente. Bravissima. Piccolissimi, perché anche tu eri un anno avanti, noi eravamo i piccolini. Sì, io sono del 64. Anche io te Andrea, giusto? Sì, solo che io dei 3 sono la più vecchia, perché sono nata a gennaio. E niente, quindi che appunto siamo compagni di scuola dal tempo del liceo, io poi abbiamo fatto 3 anni insieme, poi ho cambiato sezione per motivi tecnici, bocciato un anno. È una sezione allucinante, sì, che faceva scappare la gente, esatto. Mamma mia. E poi niente, ci siamo rincontrati 10 anni fa. Sì, 10 anni fa. Veramente io Andrea, anche un po' prima, l'avevo incontrato al mercato con la moglie. E lui mi aveva detto, ti vediamoci assolutamente, cerchiamo, ho detto, ma guarda che ci vediamo sul serio, perché sai, a volte le cose quando sono ci si buttate lì. Sì, come stai, ma non ascolti la risposta, funziona un po' così la comunicazione. E quindi avevo chiamato Carla e noi ci siamo visti per un po', poi lui un giorno ha detto, incontriamo Francesco, a lui farebbe molto piacere, quindi ci siamo, non mi ricordo neanche dove fossimo andati, in un localino. Adesso però abbiamo tenuto questa abitudine quasi mensile, almeno una volta al mese cerchiamo di vederci da una decina d'anni. Sì, molto e bello. Poi un giorno abbiamo fatto anche una rimpatriata con tutti i compagni, ma queste sono cose, possono essere interessanti perché vi stimola tutti a farlo, perché per certi versi potrebbe essere un po', come dire, croccante rivederci dopo 40, ha fatto molto piacere. No, con tutti dicono, sì, con noi è diventato un appuntamento fisso praticamente, poi può saltare magari se c'è qualche problema, però ci vediamo regolarmente. Però quello con gli altri compagni come no, quello infatti magari qualche compleanno può capitare. Sì. Perché comunque non siamo tutti rimasti uguali, anzi siamo cambiati tanto, quindi magari non c'è questa, però a molti piace, a moltissimi piace. A te non tanto? No, non è che non mi piace assolutamente, io ho grande feeling con diverse persone. No, ci piace assolutamente, quello no. Però mi rendo conto che a qualcuno può non piacere questa cosa, io non voglio che accada. Cioè se qualcuno magari non si ne ha trova a suo agio, sì, può capitare, può capitare, ma è un altro discorso questo. Allora, che sei appunto, abbiamo un compagno di scuola che sei insegnante di scuola superiore. Sì, di lettere. Di lettere. E che sei scrittrice. Non proprio scrittrice, ho scritto un libro. Si diventa ho scritto un libro, un racconto, e poi adesso ne ho in cottura un altro. Ho detto che ce n'è uno quasi in chiusura. È in chiusura, spero, perché l'ho inviato a un'agenzia letteraria e quindi sto aspettando la risposta, perché loro valutano e poi lo piazzano, lo propongono a diverse case editrici. Quindi l'hai mandato in editing, si dice tecnicamente, no? Allora, alcuni lo mandano così perché sono presuntuosi, pensano di essere già degli scrittori affermati. Tu non sei Io mi sono ammazzata di lavoro, ho cercato di mandare un prodotto il più possibile pulito e corretto, ci ho lavorato fino allo sfinimento con un editor professionista. Ma infatti guarda, comunque vada, anche se non dovessi riuscire a pubblicarlo, questo libro per me è stato un anno di scuola proprio di scrittura, ho imparato un sacco. È diverso il secondo rispetto al primo?
Allora, il primo è nato casualmente, perché ho cucito dei testi che ho scritto nel tempo, ma in anni, quindi sì, in anni. Poi c'è stato un anno in cui ho scritto tanto perché i miei genitori stavano male psicologicamente, ero un po' giù, perché erano morti i miei genitori e mi avevano mandato in una scuola dove c'erano ragazzi impossibili, molto... Cioè c'avevi una situazione personale, lavorativa difficilissima, quindi ho scritto come una pazza e ho dipinto anche come una pazza in quel periodo. È vero, dipingi anche. Sì, sempre tutto molto amatoriale, molto così, sono un po' mediocrina in tutto, però... Perché devi tenerti sempre livellato perché comunque... basso, perché io conosco l'arte, cioè so che è un'altra cosa, però comunque mi piace molto cimentarmi. E fai bene, brava. Perché per me è un'altra, come avevo detto prima, finestra. Io quando creo non penso a niente. Che bello. Proprio a niente, stacco la spina, e poi mi piace comunque creare, raggiungere un risultato, se poi mi viene, e poi imparare, perché comunque qualsiasi cosa faccia io ho un po' un lato secchione che quando ero ragazza non avevo e si è sviluppato. Che quando ero ragazza non avevo un lato un po' secchione, nel senso che poi mi metto a studiare, non è perché vuoi fare le cose bene. Sì, voglio fare, perché c'è la parte spontanea e creativa, però poi io voglio capire bene le cose, quindi anche per la pittura io sono stata seguita da una maestra per alcuni anni che mi ha insegnato tante cose, quindi è più l'apprendimento che mi piace di certi aspetti. Cioè più apprendere che fare? Sì, mi piace più apprendere e poi quando faccio e realizzo quello che magari ho in testa e riesco a farlo nel migliore dei modi, insomma, sono soddisfatta, sono contenta, capito? È un qualcosa che mi dà molta gioia. Quindi scrivere tutto sommato questa è la seconda fase, cioè la prima era proprio buttare dentro tutti i pensieri raccolti. Sì, allora il primo libro è stato una sorta di collage di puzzle, di pezzi scritti poi c'è stato un anno in cui ho scritto tanto, poi ho riletto sotto la spinta di alcuni amici che credevano nella mia scrittura, insomma che apprezzavano quello che io scrivevo, ho ricucito il tutto nell'arco di un anno, l'ho inserito, ho riordinato il tutto e l'ho inserito nell'arco appunto temporale di un anno. Che era un po' storia di vita personale e scuola. Sì, proprio quell'anno difficile, era la cattedra rovesciata, perché molti mi hanno detto ma la cattedra rovesciata ti rifai a quel metodo no, a quel metodo meraviglioso che adesso si usa, che i ragazzi salgono in cattedra, si rovescia la lezione, proprio pensavo fosse un'azione di violenza, di ribellione. No. Rovescio la cattedra, e invece io quando sono entrata in questa classe di 28 ragazzi 28 ragazzi senza regole, le professionali, mamma mia. Appena sono entrata la prima cosa che ho notato è una cattedra rovesciata in un angolo e poi c'era la porta che sicuramente l'avevano presa a morsi perché era tutta rovinata, le sedie, poi tutti con le gambe stese, cellulari, lattine, insomma un disastro. E quindi ho dovuto affrontare questa situazione. Io ti interrompo ogni tanto che mi No, perché sono una macchinetta. No, sei brava. Cioè no, non sono brava, parlo molto. No, ti blocco. Adesso mi sono anche dimenticato. Porca miseria. Allora, sono entrate in classe, ho scritto, vabbè, ti giuro, un vuoto. Continua. Allora, stavo dicendo che questo è un libro che ho scritto 3 anni fa, praticamente è stato un po' un caso e poi mi hanno spinto a pubblicarlo perché io in effetti all'inizio non l'avevo scritto per pubblicarlo, l'avevo scritto come se fosse una sorta di diario, per sfogo. Sì, un po' per sfogo, riflessioni, c'erano tante cose in mezzo e poi gli amici o comunque alcuni poi l'hai dato in pasto agli amici?
No, praticamente io scrivevo su Facebook alcune cose, altre cose le scrivevo per conto mio. Anche io vedevo i tuoi post e non capivo, cioè non avevo minimamente sì, alcuni post che fosse dedicato a questo, però erano troppo carini, infatti in funzione di quello ti hanno detto sì, ma perché non pubblichi qualcosa, perché comunque sono interessanti le cose che scrivi, e quindi mia figlia mi ha spinto, ha inviato il mio manoscritto a una casa editrice di Milano. Hai quanti figli? 3. Di range di età? 33, 29, 27. Wow. Margherita e Francesco molto vicini. Senti, invece il secondo libro è un libro proprio un romanzo, un sì, racconto. È diverso questo, perché prende Come lo definisci il tuo primo? Il mio primo è una sorta, non è proprio un romanzo, perché il genere del romanzo ha una struttura narrativa molto ordinata e molto precisa, che si ripete dalla favola al racconto fino appunto al romanzo, mentre questo primo libro è una sorta di sperimentazione, perché sul filo dell'emotività io ho scritto una sorta di diario. Mm-hmm. Però non era un diario, perché alcuni pezzi riguardavano tanto tempo fa. Cioè non andare e tornare, andare indietro, avanti? No, è stato proprio perché si divide nei vari l'entrata a scuola, poi i vari periodi, il periodo del Natale, io descrivo anche le feste che ci coinvolgono, quindi famiglia, comunque scuola, che si incrociano in qualche modo, e poi al centro ci sono io con le mie riflessioni, perché comunque sì, è un libro emotivo ma anche molto riflessivo, racconto tante cose che mi sono capitate, tutte vere, dalla prima all'ultima, mentre in questo secondo è un po' un'invenzione, non in fantasia, cioè nel senso che è frutto di una storia vera che mi hanno raccontato. Ah, ok, però rimessa un po'. Però quando io scrivo ogni tanto inserisco delle sequenze fantasiose e poi anche quando scrivo di fantasia comunque c'è sempre qualcosa che ho visto. Ti faccio un esempio: i personaggi a volte sono un collage di una specie di tipo Frankenstein, un'operazione, il carattere metti di mia madre, l'aspetto della signora cosa. Del piano di sotto, l'accento di quell'altro. Sì, poi io cerco di rispettare moltissimo le persone che mi raccontano le storie. In che modo? Cioè, devi evitare che venga fuori chi è veramente? No, perché a me non è che interessi la storia in sé, capito? Perché di storie interessanti ne sentiamo tante. Poi tu, facendo questa trasmissione, sentirai tante storie, però che cos'è che ti spinge magari a scrivere? Non è la storia, è come te la raccontano e le emozioni che ti trasmettono. E io quando scrivo cerco di trasmettere le stesse emozioni che ho provato e di rispettare chi mi ha consegnato, lo vedo come un regalo, chi mi ha consegnato la sua storia, cerco di rispettare la sua anima, il suo modo di parlare, il contesto, tutto, proprio per un fatto di rispetto. Però è chiaro che quando poi parte la fantasia è chiaro che lì ci sono io, c'è la mia emotività. Certo. Il primo ospite mi ha raccontato che ha scritto un libro, proprio un romanzo. Lui ha scritto solo saggi prima di quello, ha scritto un romanzo che si basa su una storia vera, che gli ha raccontato una persona per caso e che l'ha colpito e ha detto purtroppo ha detto una cosa, ha detto: io ho sognato, ho immaginato che avrei scritto una storia su una persona, e poi arriva la persona, gliela racconta e deve chiudere il cerchio. Una sorta di è proprio il destino che gliel'ha messo. Ma lo sai che comunque anche per questo libro ti è capitata la stessa cosa? Io penso che questa storia mi abbia chiamata perché io ho incontrato questa giovane donna di 40 anni, molto bella, a Danza, una new entry, e una sera siamo andati a berci una birra tutte insieme, a mangiare assieme da Doppio Malto, perché lì è vicino alla palestra, e ho notato che lei non beveva. Noi abbiamo ordinato una birra e poi a un certo punto ha detto: va bene, oggi 2 dita di birra me le bevo.
E io gli ho detto, hai paura di ingrassare, cioè sai, tra donne si astemia, non lo so, si astemia, non beve proprio. E lui mi ha detto no, non posso perché io ho subito un'operazione 2 anni fa di riduzione dello stomaco perché ero obesa, e tira fuori questa foto, mi mostra questa foto ed era lei irriconoscibile. 100 kg fa, irriconoscibile. 100 kg? Sì, pesava 120, wow. Quindi me l'ha fatta vedere, ho detto chi è? Sono io. Scusa, sai le gaffe che si fanno. E poi no, invece gli hai fatto un bel regalo, perché chi è non la riconosce. Sì, ha detto ero io. E la cosa che mi ha colpito è che ci ha tenuto inchiodate per 2 ore questa ragazza. Ci ha raccontato la sua vita, tutto quello che aveva subito, ma episodi dell'infanzia, della famiglia, ha raccontato veramente, e poi ci ha emozionato, nel senso che abbiamo riso a lacrime. Infatti ho detto, tanta leggerezza nel raccontare un dolore così grande, perché lei ha sofferto molto. È stata anche ironica nel racconto. Molto, ci ha fatto morire dalle risate, però in certi momenti ci siamo commosse. Certo. Poi io ce l'avevo davanti, quindi puoi immaginare diverse domande. Poi alla fine della serata gli ho detto, ma lo sai che mi piacerebbe scrivere una storia su di te? E lei si è illuminata e mi è sembrata molto contenta, però gli ho detto, guarda che è solo un'idea. Ma poi è proprio ispirata su di lei? Ispirata su di lei perché mi ha emozionato, quindi ho detto, vabbè, poi ho incontrato altre ragazze che avevano anche loro affrontato delle diete massacranti in altri contesti, una collega eccetera. Ho detto, questa storia mi sta chiamando. Quindi proprio un collage di tante situazioni. Sì, poi all'interno c'è la sua storia, molti episodi suoi io li racconto, e poi comunque il mio personaggio. Ha letto lei il libro? Lei sta aspettando, meschina, da 2 anni. 2 anni? Sì, però tutte hanno risposto bene, queste ragazze, perché come se avessero proprio voglia di esprimere il loro disagio, cioè tutto quello che loro hanno passato. Dovrei fare, ti obbligo a fare una presentazione dove le inviti tutte, senza dire niente ovviamente, magari, per proteggerle, però le devi invitare tutte insieme. Tutte le persone che ti hanno ispirato, senza dirglielo, che loro, cioè nel senso che tu le inviterai, poi al limite ci parlerai, glielo spiegherai, perché è un regalo che devi fare anche a loro. Una è di fuori e l'ho conosciuta in chat, gli altri due, scusami, non so mai stare ferma. No, devi metterla dentro aspetta che metto dentro la collana. Ora facciamo un po' di chiasso nel microfono, se no macello. Ok, va bene, mani qua. Non so, mai ferma. Fai da brava. Ma neanche. Fai da brava. Neanche a danza riesco a stare ferma. Vai a danza per muoverti. No, però quando la maestra spiega. Devi stare ferma. Come i bambini. HDH, come si chiama? ADHD. Deve essere. Anche quello è venuto fuori. No, non lo so, penso, perché lei inizia a spiegare, io alla fine, ma ti fermi. No, ma magari quello non è ADHD, quello è. Non riuscivo. Da Ritalin si dice. Comunque sono sempre. Iperattività. Che poi se mi conosci, io sono molto calma, pacioccona, non è che sia una persona, infatti me lo dicono, però evidentemente c'è sotto, non riesco ferma no, basta che non ti, prima stavi non ti tocchi, no, basta, ok, libro, domanda cruciale, quando, 2 domande, uno, quando hai pensato di iniziare a scrivere, non penso solamente. Avrai scritto anche da ragazza? Da sempre. Dalle elementari io scrivevo questi temi. E qual è stata la molla? Per farmi pubblicare? No. Allora, un'altra ragazza, un'altra ospite, mi ha raccontato che anche lei è stata folgorata dalla scrittura. Non ti voglio istruire, non istruisco il testimone, quindi non ti dico da che cosa. Allora, per te qual è stata la molla? Da ragazzina intendo. C'è stato un momento in cui hai iniziato a scrivere da zero? Prima non scrivevi e poi scrivevi. Perché? Allora, da ragazzina prevaleva la fantasia. Quando ero bambina. Da sola, quindi? Ti è venuto di scrivere? Per esempio alle medie avevamo scritto un diario di bordo, io e una mia amica. E quindi proprio una cosa articolata, avevamo immaginato un sacco di situazioni. Quindi da piccola c'era prevalentemente l'aspetto della fantasia, inventare storie mi piaceva molto. Alle elementari raccontavo tutti i fatti di casa.
Ecco. Tutto quello che riguardava la mia famiglia. Disgraziata. No, mia madre, la maestra, era sempre fissa, morta a dare risata perché raccontavo particolari, situazioni, però sempre che mi colpivano, capito Francesco? C'è sempre qualcosa che emotivamente deve colpirti. Sì, come la lettura, se non c'è, se non mi colpisce emotivamente un libro io lo chiudo, a meno che non sia un saggio ed è diverso. E comunque anche i saggi, anche se non hanno la struttura, vengono declassati come se non fossero libri. No, ci sono saggi che sono molto emozionanti invece, secondo me. Per esempio Cantarella, Eva Cantarella ha scritto dei saggi sull'antica Roma, ma anche su... Ma sono libri storici? Sì, sono sì. Perché è saggistica? No, quello. vabbè, un libro storico può essere I Promessi Sposi, che si ispira alla storia del Seicento. Okay. No, pensavo Il saggio invece può trattare diversi argomenti, tu magari sia tratto da quelli sulla comunicazione, perché purtroppo io non so niente di quel campo. No, purtroppo mi farei delle lezioni. Purtroppo mi piace da morire, infatti. Oppure l'anima, lo spirito, tutto ciò che riguarda spiritualità, saggistica, di marketing, di comunicazione, di tante cose mi piacciono da morire e non riesco a leggere i romanzi. Li leggo pochi, però ecco, a te è capitato così. A un'altra ragazza, che un'altra ospite, è stata costretta per motivi non so che a scrivere un tema al giorno e questa l'ha folgorata, cioè proprio è diventata bravissima. E allora la domanda che ti faccio da insegnante: cosa si può fare per capire se c'è questa luce questo talento nei ragazzi? Ti capita quando leggi dei temi di trovare alcuni ragazzi che scrivono molto bene, perché però sono quelli che leggono. Bisogna leggere per saper scrivere. Certo, è matematico, bisogna leggere molto. Se tu non leggi, il vocabolario è ristretto, hai difficoltà, fai errori e poi hai difficoltà a trovare. È come se avessi più colori in una tavolozza per raccontare un cielo. Mi vengono i brividi perché ho sentito una cosa da poco, proprio sulla carenza di vocaboli, esatto, che stiamo diminuendo in un modo drastico, i ragazzi soprattutto, e quindi pochi vocaboli, pochi pensieri. Noi i pensieri ce li hanno, i ragazzi non è vero che sono vuoti. No, ma non in quel senso. Non li trovano, no, infatti. Esplicitarli. Se non conosci abbastanza vocaboli non riesci a esprimerti. Infatti fanno molte ripetizioni, esatto, moltissime, e poi attingono molto dal linguaggio appunto della comunicazione online, in rete, bravo. E poi scrivono anche lo scrivono così. Mamma mia, che aberrazione! Non esiste più la maiuscola e io mi incazzo perché i non nomi solo, propri. posso dire una cosa, nello stampatello non è un errore mettere il puntino nell'I. Certo. A me fa uscire di testa. No, ma sbagliano proprio, purtroppo, ma non è colpa loro, perché comunque consumano messaggi velocemente e anche nella lettura, se il libro non è troppo lungo lo possono leggere, oppure devi fare di tutto per invogliarli, per fargli venire il desiderio, capite? Come quando... Ecco, come fai tu in classe a stimolare la lettura? Così come io mi ricordo, prendiamo questo libro e iniziamo a leggerlo, cioè i ragazzi lo accettano questo? Allora sì, lo accettano in classe perché io faccio di tutto. Innanzitutto mi trasformo, interpreto, quando leggo a voce alta, quindi a Marolla, a Zerius, li faccio, capito? Inizio a dire mettetevi composti perché molti sono già adagiati, sdraiati, vi voglio belli svegli, e poi io interpreto, poi li chiamo alla cattedra, interpretano loro, a loro piace molto questa molto cosa. Molto teatrale la cosa. Sì, molto teatrale. Se ci sono, di solito i grandi romanzi hanno sempre un coro di personaggi importanti, quindi leggono e poi fanno a gara, no dai, tu hai già letto, fammi leggere. E poi se è un libro nuovo, contemporaneo, allora mi chiedono alla fine lezione, ma quanto costa la prima cosa? Quantificabile, quanto costa? Ascolta, te l'ho preso infatti in molti libri, non li ho più rivisti, però... Brava, circolarità dei libri, brava. Però glieli presto. Fai teatro?
Allora, Perché? Allora, teatro no, però l'anno scorso abbiamo fatto un cortometraggio. Ma bello! Sempre con questo ragazzo che vi ha aiutato, vi ha guidato un po'. Io facevo la parte della vicepreside, sempre arrabbiato, ho detto ma questo personaggio non mi appartiene, è sempre incazzato. No, lo devi interpretare, brava, non mi appartiene ma non vuol dire nulla. E quindi ero sempre arrabbiata, ma sei molto naturale, sì, ho cercato di ricordare le giornate. Momenti brutti. Sì, però mi piace far venire il desiderio, non lo so come spiegartelo. Ti devi ispirare, cioè, poi se ti metti in gioco anche tu in prima persona, loro sono ancora, penso, perché io mi ricordo, tu non ti ricordi, ma noi abbiamo recitato insieme. Sì, abbiamo recitato la Locandiera insieme. La Locandiera, quindi quanto è stato bello quel periodo, anche se non avevamo la capacità di memorizzare e recitavamo col libro aperto. Sì, nascosto, un pochino. No, io proprio libro aperto mi ricordo. Va bene lo stesso, una film reading. No, ma è importante questo perché poi anche loro come posso dire, si interessano magari anche ad altri libri che trattano la stessa tematica. È tutta una catena, capito, di cose. No, però ti volevo dire un'altra cosa. Visto anche tu perdi il filo, No, perché ho una cosa in testa che mi è capitata da poco, riguarda la recitazione. E vabbè, che anche loro hanno fatto dei podcast, ecco cosa ti volevo dire l'anno scorso, che non c'entra niente con la recitazione, però diciamo che sono attratti dal mondo della comunicazione in genere, ragazzi. Sono invasi, perché poi sono abituati a vedere i youtuber, quelli che fanno i vlog un tempo, i videoblog, perché sono diventati poi, sono diventati molto short, nel senso che adesso questo podcast dura un'oretta, che è un tempo, alcuni mi hanno detto, perché siamo andati già in onda, adesso lo dico. Dio mio! Tu non hai visto niente, ti ho fregato. Poi siamo già in onda, quindi non l'ho ancora pubblicizzato tanto. E poi lo vediamo, facciamo qualche taglio. Non facciamo nessun taglio. Se ho detto cazzate, perché è facile. No, non ne hai detto. Però dico, quando va in onda, quando in onda queste cose, dicono alcuni, dura molto, un'ora. Non importa, non te lo guardi, stoppi. Oppure lo divide in tre? No, non lo divide in tre, è una cosa che la comodità è quello che uno magari puoi vedertelo in 3 volte, in 4 volte, non è un problema. Ecco, però i ragazzi sono tutti abituati al minuto, ai reel, alle storie, sono tutte veloci, capito? Durano un minuto e quindi questa cosa, la comunicazione è rapida, deve essere anche saputa fare, per cui loro devono anche cercare di imparare. E sarebbe bello che questa passione loro, che è una passione che agli adulti può sembrare strana, inutile, una perdita di tempo, invece no, è l'anticamera della recitazione, l'anticamera dello spettacolo, l'anticamera dell'arte. Io lo consiglio molto ai ragazzi timidi, che sono vergognosi, perché comunque è terapeutico, diventi altro quando sei sul palco. Diventi altro? Sì, come Filippo Timi, che è balbuziente. L'hai mai sentito? Certo. Ho sentito parlare in un'intervista e balbettava, poi lo vedi magari in teatro, mi piace moltissimo. Però un'altra cosa, ecco che cosa avevo in testa, non è soltanto la lettura in classe. Se a te piace qualcosa, solitamente cosa fai? La prima cosa che fai lo dici a qualcuno, no? È naturale. Guarda, ho letto questo, tu lo fai spesso, ci invii messaggi, guarda, dovete leggere questo saggio, è la stessa cosa faccio io senza neanche... Consigli i libri? Sì, oppure anche se io sono entusiasta di qualcosa, la prima cosa che faccio, entro in classe senza neanche fare l'appello, ragazzi, ho visto questo film meraviglioso, oppure ho visto questo libro, e loro quando percepiscono il tuo entusiasmo, sì, allora si avvicinano, poi magari su 18 in 2 andranno a vedere il film o leggeranno il libro, però se 2 lo leggono non è male, anche se sono in pochi. E quella è una bella missione che hai nel tuo modo di lavorare, che diventa la condivisione anche del tuo fatto personale. Io ricordo pochi insegnanti che trasmettevano e condividevano le loro cose, erano molto più ingessati, facevano la lezione
come si dice? Si trasmettevano solo i contenuti scolastici. Mamma mia. Ma infatti anche senza parlare della vita privata. No, ma vabbè, una in particolare, come faceva Betty, sì. Betty Garau, Betty si allargava anche un po'. Troppo. No, anche ma poi troppo. faceva osservazioni, a me mi aveva detto delle cose, perché non sto qui a dire, però avevo detto guarda che stai sbagliando di grosso. Certo. È esagerata, però da lei sì. Poi sempre in quelle tematiche sessuali. Lì ci ha fatto veramente lezioni sessuali di brutto. No, ma aveva un rapporto anche un po', non so se ti ricordi, avevamo fatto una gita all'Aconi. Certo che mi ricordo. Il marito, che era un altro personaggio, mi aveva fatto un servizio fotografico. Evidentemente gli ero piaciuta, però aiuto. Una ragazzina di 16 anni, vabbè. E io mi ricordo l'imbarazzo, perché quando avevamo visto le foto, perché loro c'erano proprio le foto, e c'erano queste foto mie con lei e le aveva fatte il marito, e non mi ricordo chi mi aveva anche preso in giro dei compagni morto dalle risate, perché noi chiaramente ridevamo di queste cose, trovavamo subito il lato comico, però ecco, era particolare lei, insomma. La scuola nostra era diversa, se la dessi confrontare con la scuola d'oggi, com'è? Allora, riguardo alla passione, io le lezioni di Rizzolo me le ricordo ancora, anche se io non andavo d'accordo con lui, perché il livello professionale era alto. Dal punto di vista professionale per me è stato un esempio, perché lui leggeva, tu in terza c'eri, quando è che sei andato via? Io in prima. Ho fatto un anno. Solo un anno? Scusami, vero? No, adesso la chiami terza. Io non ci scusami. A chiamarla terza. Abbiamo fatto quarta, quinta e prima, cioè prima, seconda e terza. Ho fatto la terza, bocciato, poi l'ho ripetuta, però io ho conosciuto tutti, Rizzolo, Generarelli, Pisano, tutti. Ecco, Rizzolo a me faceva proprio paura. Era un personaggio aiuto. Mi faceva paura con quelle sopracciglia, però quando recitava la Divina Commedia io ero dentro l'inferno, cioè con quegli occhialoni, quella voce, faceva la faccia di Lucifero. Ma erano tutti appassionati i nostri professori, erano pazzi. In quello mi piacevano tanto, veramente tanto. Però erano molto esigenti, quindi ci mettevano Erano sempre... molto esigenti e poi comunque ci hanno formato, perché ti faccio un esempio. Se per esempio ti moriva una persona, un lutto, ti capitava un lutto, loro cosa facevano? Ti facevano le condoglianze. Magari andavano anche al funerale, però il giorno dopo ti interrogavano su tutto il programma, capito? Delle bestie, spietati. Cioè spietati nel senso che no, è proprio non lo so se lo facessero proprio per temprarci oppure perché anche loro... è capitato così. Sì, certo, perché tu reiteri i comportamenti, mentre adesso se uno ha un mal di pancia o un mal di testa... come stai? Vabbè, ti interrogo la prossima volta, non ti preoccupare, come sta mamma? Cioè è completamente diverso, il dialogo c'è. I professori di oggi dialogano molto, anzi. Ma tu sei così anche tu? Ma io sono un po' fuori dalle regole, nel senso che sono molto affettuosa. Cioè ieri... Però quando c'è bisogno... No, loro mi rispettano, sanno quello che non mi piace, loro sanno che non mi piacciono le balle, che mi incazzo molto se sono imbroglioni, se imbrogliano, fanno i furbi. Preferisco che mi dicano la verità. Ieri ho discusso con una ragazzina che non sta studiando perché si è offesa. All'inizio dell'anno gli ho messo un 4,5 in un compito di italiano e ieri gli ho detto: però Martina, guarda che devi studiare, non stai lavorando, come mai? Lei mi ha messo 4,5, mi dice che a settembre. Ho detto, Martina, è passato un po' di tempo e il compito era fatto bene, è vero, però c'era una frase copiata, cioè c'era una frase che lei ha preso da non so dove, loro non possono neanche usare i cellulari, quindi ho detto: tu devi ringraziarmi che io non ti ho messo una nota per questo, perché i cellulari non si possono usare. Ok, adesso ci sono, ma in generale ci sono norme severissime, non si possono più usare a scuola. Ma state applicandole queste norme? Allora, io glieli faccio mettere lo stesso sulla cattedra perché è una tentazione. Innanzitutto metto il mio, dico: ragazzi, liberiamoci da questo. Cestino, mettete tutti i cellulari lì? Sì, io glielo dico di metterlo sulla cattedra.
Però teoricamente non si dovrebbe fare, non si potrebbe fare, loro non dovrebbero utilizzarlo, e poi se li scopri che utilizzano il cellulare ci sono delle sanzioni importanti come per la sigaretta, capito? Davvero? Sì, è uscita proprio Ho sentito qualcosa del genere, sì, ma non ho sì. avuto nessun tipo di approfondimento. Come l'hanno preso i ragazzi questa cosa? regola nuova? No, stanno come i drogati in crisi di astinenza. Ci credo. Perché alcuni mangiano e ai nostri tempi non si poteva mangiare, però li sto lasciando anche a qualcuno che è particolarmente legato al cellulare, oppure si alzano, si siedono, mi chiedono di uscire, e poi fanno un'altra cosa, soprattutto le ragazze, disegnano, si portano i colori, tu spieghi e loro disegnano, capito? E questa cosa chiaramente all'inizio l'ho notata e con le mie colleghe abbiamo detto sicuramente stanno sostituendo, anche se poi durante le mie ore qualcuno lo usava di nascosto, ma poco, perché te l'ho detto, io appena entravo, l'anno scorso appena entravano in classe glielo facevo mettere sulla cattedra. Quest'anno ho riniziato da poco, all'inizio ho provato a lasciare le cose così come stavano, perché c'è questa legge, e quindi disegnano, colorano come i bambini dell'asilo. Certo. Perché sentono il bisogno hanno il bisogno di... Vabbè, anche noi siamo un po' così. Cavolo, io se vieni da me vedi fogli pieni di cubi, cilindri, mentre penso, mentre telefono. Oppure guardi una serie televisiva e magari fai qualche gioco di parole. No, bugia. Io personalmente quando guardo TV, film e serie, guardo quello e basta. No, quando chiacchiero con le persone, mamma mia, devo per forza scaricare a terra, scrivere, faccio cubi e cilindri, come numeri, sì. numeri, cioè, però magari quello l'hai sempre fatto. Lo faccio da invece anni, loro lo fanno proprio per sostituire. Ora questo è proprio, hai notato che secondo me è proprio una mancanza, perché ho visto che si sono accentuati altri aspetti. Lanciamo questa pillola, se c'è qualche professionista in ascolto, psicologo, psicoterapeuta. Non lo so, io no, chiaramente non sono una psicologa, leggo, cioè mi baso sull'esperienza, su quello che, però non lo so se sia veramente per quello, devono analizzare loro, perché è un sostituto, è uno scaricare. Penso, da quello che vedo, io magari sono un po' assertiva come parlo, però solitamente noto, cioè vedo che c'è questa cosa, perché si mettono a fare anche mandala, per caso, o mandala, non so come si dica. Sai quelle figure che devi riempire i colori? Sì, hai notato? Quelle? Sì. Quelle sì, fanno quello, addirittura stavo pensando, addirittura anche con le perline si sono presentate, ho detto no, le perline. C'è il laboratorio, sì, sempre, no. Soprattutto sono sempre 3 o 4, in ogni classe ci sono sempre le pecore nere, no? Lo so. Nel senso simpatico del termine, e quindi le perline, ho detto ragazzi, le perline non, e poi anche il disegno, ho detto basta, perché sennò poi non ascoltate bene, non seguite bene, perché magari ci sono quelli che sono proprio attenti sempre, invece quelli così se si mettono a disegnare, ciao, cioè apprendono la metà di quello che viene spiegato, capito? Senti, io faccio una domanda, ha raggiunto un certo minutaggio a tutti i miei ospiti, ed è una domanda legata al fatto che questo podcast ha un titolo come ... E quindi la domanda è, rispetto a quello di cui abbiamo parlato oggi, rispetto alle emozioni che ti sono scaturite oggi in questi racconti, c'è una parola per dare il titolo a questo episodio che inizi con la A, quindi è come? Come amicizia. Perché? Amicizia. No, non te la do, l'hanno già data, un'altra. Come Andromeda. Bastarda. Come Andromeda. Perché un giorno stavamo parlando a cena e stavo raccontando delle serie televisive, sceneggiati televisivi. Ecco, ne avevamo parlato esattamente. Perché c'avevo in testa, io, vi ricordate? Esatto, che poi me lo ricordo. Te lo concedo, guarda, non l'ha detto nessuno. Invece io ce li ho tutti presenti, comprese le musiche, e c'era Paola Pitagora, e lui chi era? Luigi Vannucchi.
che è morto, poverino, guarda. Luigi Vannucchi, che aveva interpretato, mi sembra, anche Pavese, aveva fatto un film, lo lui sai? Era appassionato, era un attore di Cesare Pavese. Sì, lui aveva fatto, avevo visto una cosa, però che non c'entra niente con gli sceneggiati, mentre Paola Pittagora aveva fatto I Promessi Sposi. Brava. Con Renzo Tramaglino che saltava la staccionata. Chi era Renzo? Ma porca miseria. Che è morto. Renzo Tramaglino è morto 2 anni fa. Olio Cuore faceva. Olio Cuore, chi era? Non mi viene. Adesso se mi sovviene te lo dico. Comunque me li ricordo benissimo. Ma Luigi Vannucchi muore suicida anche lui, come Cesare Pavese. Sì, infatti. Mi sembra anche nello stesso periodo, un anno dopo, credo. Sì, io mi ricordo di questa, che avevo visto qualcosa e mi aveva colpito molto. Molto. A parte che me lo ricordo anche fisicamente, vedi, Paola Pittagora si ricorda di più, a parte che era troppo bellina. Beh, Promessi Sposi sono prima di Albert come Andromeda. Sì, però me la ricordo facendo Lucia, me la ricordo perfetto. Mi ricordo anche i visi degli attori, però non mi ricordo i nomi. Lui era... Vabbè, se mi sovviene te lo dico. Quindi guardavi gli sceneggiati, si chiamavano, io ho sbagliato, io lo vedrai perché quando adesso ti dirò il canale guarderai anche l'anteprima, perché spiego perché l'ho chiamato a come, puntini. Ma lo immaginavo perché ti ricordi abbiamo passato una serata che abbiamo ricordato Il segno del comando, e le stelle sanno a guardare, la baronessa di Carini, e vai che c'è. Belfagor, la Freccia Nera. Però lo sai che Belfagor io non me la ricordo. Mi ricordo che una paura mi faceva Belfagor. No, io quello. E è molto più moderna, un po' più moderna. Però la Freccia Nera è prima. Aldo Reggiani, la Freccia Nera. Aldo Reggiani che era troppo bellino, me lo ricordo, troppo bello. Bellissimo. Loretta Goggi, mentre nel segno del comando chi c'era? Ugo Pagliai. Anche il segno del comando era bello tosto. Sì, faceva paura. Però ho fatto un errore nel trailer perché ho detto serie televisive, ho detto telefilm, ecco, ho sbagliato lì. Ho detto un telefilm a come andava. No, è uno sceneggiato televisivo. Si chiamavano sceneggiato. Perché non era un telefilm, i telefilm erano altre cose, sono più moderne. Poi l'Odissea, te la ricordi? L'Odissea con l'attore greco che faceva Wissa. Irene Papa. Cioè che memoria. Io dormivo, mi ricordo che mi aveva colpito il ciclope, una paura. Il ciclope con l'occhio al centro. Allora io da piccola avevo terrore delle maschere e delle facce. Proprio sì, le facce. Belfagor era una maschera. Belfagor non me lo facevano proprio. Era una mummia. Sì, sì, me lo ricordo, però mi ricordo che i miei genitori lo sapevano, questa cosa loro l'ho sempre avuta. E per il ciclope avevo dormito con mio babbo, per un periodo ero scioccata. Ora guardano cose allucinanti, zombie, cose impossibili. Beh, ma per noi piccoli la televisione era veramente una scatola magica che ti faceva scaturire emozioni pazzesche. Infatti ci controllavano molto perché era ok, dopo Carosello a Nanna non ci facevano vedere null'altro, magari c'erano film o sceneggiati quando eravamo molto molto piccoli. Sì, dopo Carosello a Nanna, però anche i nostri genitori quando c'erano questi sceneggiati ce li facevano guardare. Quelli che ritenevano opportuni. Certo. Quelli che ritenevano opportuni. Io poi, per esempio avevo visto da piccolina, mi avevano mandato a letto dopo Carosello. E poi scattaiolata fuori. No. Vabbè, dico questa cosa poi avevo visto un documentario sulle deportazioni, sui campi di concentramento. Mi avevano mandato no, questo non lo puoi guardare, forse erano le prime cose che facevano vedere e io invece avevo sbirciato questa cosa e poi mi avevano scoperto perché ero rimasta sconvolta. Ma erano vivi perché mi sembravano scheletri, cioè disperata, altro che il ciclope. Anche lì ho dormito una settimana con mio babbo, neanche con mia madre, con mio padre, proprio che mi sentivo al sicuro. Com'era tuo babbo? Allora, mio padre era un uomo molto british, molto elegante, molto riservato, molto umile, onesto. E poi con me, anche se non era di grandi parole, era un uomo affettuoso. Io questi sceneggiati me li ricordo perché mi sdraiavo nel divano, appoggiavo la testa sulle sue ginocchia e lui con la mano
bellissime mani, mio padre mi accarezzava. Che bello. Io ricordo ancora quella sensazione, se smetteva dicevo no, continua, perché era proprio una sorta di, non lo so, questo ritmo, sembrava di ascoltare quasi una conchiglia, però era severo. Cioè, l'ultimo schiaffo che mi ha dato ero grande, avevo 23 anni, 23? Non era, sì, no, bugia, 21 anni. Grande, mi aveva attaccato al muro, non mi ricordo cosa avessi detto e non ce l'avamo parlati eppure non è che fosse una frase, non era un qualcosa che l'aveva fatto uscire di, vabbè, mi stavo comportando, era un periodo un po' di ribellione, perché avevo concluso una storia, vabbè, tu le sai le mie cose, comunque era finita la storia con Marcello ed era un periodo un po' di sveglio, di uscite, tornavo sempre tardi, ho avuto un periodo di non fuori controllo, fuori adolescenza, come la sì, fuori controllo, cioè ogni giorno, capito? Emozioni magari a palla, ormoni incasinati, uscivo, normale. Tornavo molto tardi e questa cosa mio padre tornava anche l'indomani. Ti ha avvertito, basta, non fare più no, così? No, mi diceva torna prima, oppure certo. Invece ero un po' come se fossi scocciata, volevo essere lasciata in pace, volevo fare. E un giorno mi aveva affrontato, non so cosa avessimo combinato con Annalisa, anzi me lo ricordo, Annalisa aveva rubato. Guarda, ti dico il tenore di follie che facevamo verso, insomma avevamo 20 anni così, aveva rubato la macchina del suocero. Aiuto! Del suocero, lo chiamo suocero, del papà del fidanzato, e assieme eravamo uscite, eravamo andate a ballare a Sumeriagu. Prima però ci eravamo fermate, avevamo anche un po' bevuto, ci aveva fermato la polizia perché avevamo fatto un disastro. Quindi ero tornata l'indomani mattina praticamente, ma perché avevamo avuto un incidente, Annalisa facendo una manovra, una retromarcia, eravamo finite in cunetta, c'era anche Carla. E tra una cosa e l'altra ero ritornata l'indomani mattina senza neanche poter avvertire, perché non esistevano i cellulari e mio padre era furibondo chiaramente e non so, sì, si è spaventato, quindi c'aveva tutte le ragioni del mondo, gli è scappato. Insomma, gli è scappato, dai, gli è scappato un ceffone, mi ha attaccato al muro e per un mese non c'eravamo, forse anche di più, non ci eravamo più parlati, e poi le cose, se come capita, si sciolgono in modo naturale. Sì. Un giorno ti svegli, ciao, come stai? Tutto bene a scuola, sì, cioè tutto bene all'università, perché vabbè, adesso siamo tutti genitori, tutti e due, è balordo gestire i rapporti con i figli, non è semplice. No, è balordo, io ho fatto molti errori con loro, molti, soprattutto. Ma ne avete mai parlato da grandi degli errori fatti? Sì, noi parliamo molto, perché loro, per esempio, le mie amiche mi percepiscono come una mamma non ansiosa, tranquilla, che li lascia liberi, invece i miei figli mi dicono che io ho il fiato sul collo, che a volte infatti ho detto, io vi farei fare un giro e gli nomino alcune mamme che loro conoscono, che controllano i figli per la scuola, per tutto. Ho detto, guardate che voi siete cascati bene. E tu sei sempre stata anche un po' fortunata, diciamolo, no? Allora, i miei figli hanno tutti una personalità molto forte, tutti e tre. Francesco ha passato un periodo di fragilità, ma ci sta, perché il periodo del Covid quello ha segnato molto. L'ha segnato un pochino, però sono fiduciosa, perché comunque poi sono diversi, anche tu hai due ragazze diverse tra di loro, completamente diverse. Eppure l'educazione è più o meno la stessa, forse con Chiara sono stata più presente, perché la prima, lo vedi anche dalle foto, il primo figlio, almeno per noi, se tu apri l'album delle fotografie, Francesco, ma le mie foto del battesimo dove sono? No, ci sono, adesso le cerchiamo. Il terzo. Bisogna sempre bilancia. Ti dico una cosa giusto personale, mia figlia, la seconda, ha avuto sempre un po' da dirmi, papi, però c'è più Michela di me, no? Nei video, nelle foto. Sì, sono gelosi. Pensa che per Michela avevo fatto ai 10 anni, gli avevo regalato un video dove ho fatto un collage di tutte le riprese di quando era piccola. E ai 10 anni di Margherita l'ho fatto uguale, quindi avevamo tutti e due lo stesso video. Ma
da poco lei si è messa, io ho archiviato quantità enormi di video e di foto negli hard disk, e c'avevo tipo 8 hard disk, quelli vecchi, ti ricordi, quelli che usavo, dei libroni, che usavo per lavoro, ma l'ho usato anche perché volevo archiviare. E questa matta si è messa a guardarli, a spulciarli tutti, e mi ha detto: papi, tu sei matto, hai fatto una quantità di video, di foto pazzesca, tu hai visto? E tu dicevi che ho ripreso tutto quello che potevo riprendere. Quindi poi alla fine le cose vengono fuori, è inutile dirle o rappresentarle, vengono fuori. Poi è vero, io ho fatto un'esperienza adesso di cui non voglio parlare, molto, molto impegnativa a livello lavorativo, che tu conosci, ma mi ha fatto capire la fortuna che abbiamo, cioè la grandissima fortuna che abbiamo, perché può succedere di tutto, può capitarti di tutto, siamo sempre sul filo. No, ma infatti anche avanti ieri che abbiamo parlato della liberalizzazione delle droghe, che vi siete accesi, Carla soprattutto. Sì. Quello che volevo spiegare è che io non è che non sia d'accordo, poi Rito, perché non voglio dilungarmi su questo argomento, sennò divento noiosa, però quello che volevo dire io è che i ragazzi di oggi hanno molte più fragilità, cioè sono meno forti. Ma nel senso che hanno molte ansie, e quindi ho detto sicuramente è meglio liberalizzare. Sì, però non sono pronti, tu dicevi quello. No, nel senso che la prima reazione sarebbe veramente fare di tutto, proprio. Un consumo, perché comunque loro hanno bisogno sempre di rassicurazioni in continuazione. Può essere una parola, può essere in questo caso uno spinello per fare le cose, per sentirsi sicuri, perché sono molto, molto ansiosi, certo. Poi ci sono i genitori molto presenti, i professori molto presenti, sono molto viziati, e quindi non come noi sì, parlavamo con i nostri genitori, però fino a pagina 2. Parlavamo? Chi parlava? Io con mamma parlavo, però certo non raccontavo, non parlavamo di sesso, non parlavamo di pillole, non parlavamo di queste cose, non ne parlavamo. Zero. Oppure se io avevo un problema con un'amica, lei mi diceva, perché comunque lei mi sgammava, che cosa hai, perché sei triste? Io raccontavo a grandi linee, mentre i ragazzi magari di oggi tendono a coinvolgere molto i genitori, anche troppo. Ricordarci che non siamo i loro amici, ma siamo i loro migliori amici, cioè senza essere amici. Anzi, i nostri figli neanche tanto, ma io vedo questa nuova generazione, i piccolini, quei miei alunni di adesso, perché sai, i nostri figli stanno andando anche... Ma tu inizi con quale età? Dalla prima? Allora... Dai 13-14 anni? No, io ho ragazzi del triennio. Ah, il triennio? Quindi dai 16... Dai 16 ai 18, 19? Sì. Okay. Però ho avuto anche ragazzi, ho insegnato anche al biennio, i ragazzi hanno molti problemi, cioè sono viziati, hanno caldo, hanno freddo, hanno fame, non ho studiato, ho mal di testa, non ho potuto fare questo, hanno sempre 1000 giustificazioni alle loro, come posso dire, mancanze. Questa cosa non va bene. No, non va bene. Giustificazioni quasi. Sì, in continuazione. Poi per altre cose sono ragazzi, i ragazzi sono uguali da sempre, hanno la loro vivacità, insomma. Mi sono ricordato la domanda, cioè, ma ti rendi conto adesso? C'entra un tubo, quella domanda che non mi veniva. La domanda era relativamente alla scrittura, ma bene però, cosa tu da insegnante e scrittrice, qual è il consiglio migliore che puoi dare a chiunque voglia cimentarsi in un percorso che dia dei risultati concreti, cioè un libro, rispetto al fatto che tu me lo insegni, che online, sui social, sta diventando che chiunque possa scrivere un libro, no? Sì, tutti scrivono. Tutti, certo. Tutti scrivono. Per cui qual è il consiglio più vero rispetto all'esperienza che hai fatto? Allora, il consiglio più vero è quello di leggere molto, ma questo è fondamentale, cioè, nel senso che... E poi se uno... E poi è come l'allenamento. Sportivo? Sì, è come l'allenamento sportivo, in tutte le cose bisogna scrivere magari ogni giorno qualcosa. Io scrivo sempre. Ho sempre scritto, anche da bambina, all'elementare, sempre scritto, magari ecco, non con un sistema, non in modo sistematico, però
la scrittura va allenata e soprattutto bisogna essere umili, nel senso che tu ti puoi anche entusiasmare per qualcosa, però se segui qualche maestro non è male. È importante farlo vedere agli altri, farlo leggere agli altri, o potrebbe creare una sorta di blocco e quindi di abbandono? No, se tu ti affidi scoraggiamento in quel senso. No, allora, per esempio, io non amo molto le scuole di scrittura in genere perché tendono ad omologare gli scrittori, perché oggi ci sono delle regole editoriali che ti impongono, per esempio, non esiste più il narratore onnisciente, tipo Manzoni, non esiste più, se tu parli in prima persona è meglio, perché così le persone si identificano meglio. Ci sono delle regole, poi niente avverbi, gli aggettivi massimo 2, questo lo diceva anche Umberto Eco, ci sono delle regole. Ha fatto un decalogo dello scrittore. Sì, il decalogo, però poi se vai a leggere Tolstoi ci sono 3 pagine di descrizioni per una foglia di un albero, cavolo. 3 pagine, cioè voglio dire, noi non siamo chiaramente al loro livello, non ci possiamo permettere tutte queste descrizioni, però anche questo eccesso di regole può omologare. Diventa tutto uguale. Sì, ma poi te ne accorgi, io leggo alcune autrici che hanno iniziato con una casa editrice e poi hanno continuato con un'altra, e mi rendo conto di come all'inizio magari siano più loro e poi piano piano si trasformino. Ah, ok. Perché dietro probabilmente ci sono degli... Sì, magari esatto. dice no, non fare così. Allora, cosa dico io? Uno deve difendere, quando è ragazzo, se ha questo desiderio, deve leggere come un pazzo e soprattutto scrivere magari anche ogni giorno qualcosa, che può essere un'emozione, qualcosa che vedi. Un diario, come hai detto prima. Sì, se non proprio ogni giorno, però ecco, devi avere questa abitudine, dopodiché questo allenamento che poi si diventa un'abitudine, una bella abitudine, certo. E poi magari ti puoi seguire anche dei corsi di scrittura, perché è interessante. A me è capitato comunque di seguirli, L'hai fatto? No, però da adulta. Da adulta mi è capitato di seguire qualche lezione, ma perché magari c'era qualche scrittore che mi piaceva. Per esempio ho seguito una lezione di Daniele Mencarelli, che è quello che ha scritto Tutto chiede salvezza, e che parla di un'esperienza in ospedale psichiatrico, perché è un argomento che mi interessa molto questo. E lui lo adoro, lui è proprio un talento e ha dato dei consigli utili, ma io ho capito da come parlava che c'è tanto studio, Francesco, come in tutte le arti, musica, può essere musica, certo. La pittura, c'è il talento, ma c'è lo studio. Sì, ci deve essere. Quindi diciamo 50-50, buttiamola così. Sì, diciamo che lo studio, infatti quando... Deve avere l'umiltà di andare a studiare, non dire io lo so fare e basta. Quella è l'umiltà di cui parlavi, cioè di mettersi anche col culo nella sedia e studiare. Sì, però sai, per la scrittura e la lettura basta anche leggere. Se tu ti leggi i classici russi oppure inizi a distinguere periodi, incominci a distinguere un po' le differenze tra la letteratura francese e quella inglese, cioè già acquisisci. Ecco, già questa è una cosa che io personalmente non so, cioè crearti un background variegato di varie possibilità, così magari ti trovi il tuo stile. Trovi il tuo stile e poi è bellissimo quando incontri qualche autore e dici io mi ritrovo in quello che scrive, perché vedi, per me l'arte non la percepisco in modo passivo, mai. Nel senso che se io guardo un film inizio a pensare ci avrei visto quest'attore, no, questo scenario non mi piace, però quando vedi il film, che secondo me è perfetto, non poteva rendere meglio, è una gioia immensa. E lo stesso è quando tu leggi, quindi bisogna imparare da quelli che secondo te sono perfetti. Ci sono degli scrittori che dici, caspita, è perfetto, come scrive, questo bisogna farlo. Io per esempio mi rendo conto che ho dei limiti, perché fantascienza, ci sono alcuni generi che non conosco bene. Ma non ti interessano probabilmente. Però non è dal punto di vista... Cioè è utile anche vedere cose che non secondo ti piacciono. Me dal punto di vista della scrittura è come gli esercizi che non ti piacciono, quando fai allenamento bisognerebbe... E quindi penso che mi aprirò a quello e anche di più agli autori stranieri, perché io degli autori stranieri leggo qualcosa magari che o sta avendo molto successo oppure che
che mi incuriosisce, però non è, leggo soprattutto autori italiani, capito? Questo non va, a parte i classici va bene, leggo di tutte le parti del mondo. Fare di tutto per avere una buona base. Ciccia, un'ora. Bravi. Passa, cioè ho parlato non te ne sei manco accorto. Come un fiume in piena. No, chiedo scusa. Ma chi? Ma che cosa? Te l'ho detto. Oscurate. Chi non vuole ascoltare, stop e ciao. Dall'inizio, pazienza. questa parla troppo. Esatto, no, vedono un'ora. Allora, io ci metto da casa all'ufficio mezz'ora e viceversa. Quindi te lo metti in mezz'ora quando vai e mezz'ora quando torni, se ti interessa, se no pace. Io non voglio monetizzare, non me ne frega proprio nulla. Ripeto, l'obiettivo è quello di arricchire me, innanzitutto, perché mi piace da morire, e poi chi vuole seguirci. Ovviamente io penso che anche a te ti sia piaciuto, perché no, ma io poi non parlo, a me moltissimo, allora io no, non quelle cose che ho detto io, a me piace parlare di scrittura, di libri, però non lo faccio mai perché ho paura di annoiare. Io in generale quando parlo non capisce niente nessuno perché ho paura di annoiare e taglio. Allora, faccio dei tagli. Annoiato, quindi siccome è una cosa in cui credo moltissimo, quando proponi qualcosa in vendita, che sia un servizio o un bene, per me la regola vale: se c'è solamente una persona che lo compra, allora si può vendere. Ok. Quindi mi devo tranquillizzare per il mio prossimo totalmente tranquillissimo. Tu lo compri? Io lo compro. No, te lo regalo, guarda. Grazie. Incrociamo le dita, se dovessi andare te lo regalo. Magari facciamo così, quando esce il libro facciamo un'altra cosa che mi verrà in mente. Che ti sta venendo in testa? Sì, mi sta venendo sempre in mente. In elaborazione. Già mi è venuto in mente una cosa, te la dico, la spoilerò. Quando raggiungiamo 100 di queste cose, perché ho questo obiettivo. Sì. Però che non sarebbe mai scrivere del racconto. Facciamo una pizzata con tutti gli ospiti. No, fighissimo. Facciamo una festa, non una pizzata, facciamo una festa dove sei tu. Sei quella che si ubriaca. Hai detto quello. No, la festa fra gli ospiti. Quindi se tu ti guardi gli altri episodi, potrai usare. Quella che si è ubriacata, scusa, adesso l'ho capito. A 20 anni tuo padre ti ha saccato un ceffone, ecco, questa. Scusa, adesso l'ho capito. Si può essere. Ogni tanto sono un po' lento anch'io. No, non sei lento, è che ognuno segue i propri meandri, le proprie cose. Grazie Botti. No, grazie a te. Grazie che mi hai dato l'opportunità di parlare di cose di cui non parlo mai. Ma se non ti avessi fatto l'imboscata, col cavolo che l'avresti fatto. Penso, no, non lo voglio fare, no, non ci sto, no, vero? Vabbè, io comunque ho dei blocchi, non è che sono sempre liscia. E quindi sono contenta, dai. Ciao a tutti. Grazie.